Sentite, quando io sono arrivato in Regione, il dato che era impressionante è che noi avevamo il 30% di strade in meno rispetto alla media nazionale, rapportato a tutta una serie di parametri. Allora, sentite, siamo la seconda regione per PIL, e questo è merito vostro, no? 180 miliardi di PIL all'anno questa regione, un residuo fiscale di 21 miliardi di euro che lasciamo a Roma, tradotto in soldoni, tasse che paghiamo che non torna a casa, 21 miliardi di euro. Penso che ci meritiamo di vedere un minimo di opere pubbliche sul territorio. Io ho sempre investito sulle opere, sulle infrastrutture in generale, sulle iniziative. Prendiamo come esempio la Pedemontana, che quella mi riguarda da vicino. Noi abbiamo realizzato un'infrastruttura di 94 km e mezzo, più altri 68 km di strade accessorie che mai nessuno ricorda. Ma vi ricordo che se fate la Pedemontana Veneta e nella zona del Bassanese vedete un'altra autostrada, che sono tutte strade libere che noi abbiamo fatto, che nessuno le mette nel conto, 2 miliardi 258 milioni di euro di opere, 36 comuni attraversati, 14 caselli in 9 anni. Nessuno mi potrà smentire che oggi il tracciato della Pedemontana a parità dei vecchi percorsi significa per noi risparmiare almeno metà del tempo. Vi annuncio ufficialmente che abbiamo appassato abbondantemente gli 85.000 veicoli al giorno, dei quali il 40% sono di mezzi pesanti, quindi vuol dire che l'obiettivo l'abbiamo raggiunto.